oasi verde a ridosso della scuola media e di due palestre. È qui che poco dopo la mezzanotte di domenica si sono affrontate due bande di giovani. Alla fine uno ha tirato fuori un coltello ferendo un 22enne di Limena e un sedicenne. Nel fuggi-fuggi generale sono arrivati i carabinieri che, dopo aver prestato soccorso ai feriti già dimessi dall'ospedale, hanno dato avvio alle indagini. Sotto shock la comunità di Limena, dove in questi giorni è in corso la sagra. Non era mai successo un fatto simile in anni di frequentazione di ragazzi, di giovani, di giovanissimi. Se durante il giorno cui si danno appuntamento mamme con i bambini, anziani, persone che fanno movimento, non così di sera, racconta un vicino che preferisce non fare dichiarazioni al microfono. Alla sera qui sembra giri dello stupefacente, dice, indiscrezioni su cui stanno lavorando i carabinieri. Un'area totalmente videosorvegliata, quella del Parco Coccinelle a Limena. Le immagini, ce lo conferma il sindaco Stefano Tonazzo, sono già nelle mani degli inquirenti. È già tutto in mano alle autorità abbiamo dato e fornito tutte le immagini che noi abbiamo un presidio abbastanza importante di telecamere su tutto il territorio e soprattutto sui luoghi frequentati dai giovani. Lì il Parco Coccinella è tra la scuola media e le palestre. Aumentano le liti degenerate tra giovanissimi anche nel Padovano, liti che solo una settimana fa sono costate la vita al ventenne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea.